Buonasera, voglio è sempre Forza Napoli, nonostante i furti, perché ma come si fa? Come si fa a dare un gol al Dnipro un metro in fuori gioco? Ma come si fa? Allora, se così si compromette una semifinale, perché o di Nitro, ma sì no quanto segnava, chi non ha fatto niente. Allora un primo tempo bilanciato, ok, no? È stato proprio bilanciatissimo il primo tempo, ma il secondo tempo 45 minuti di Napoli, 14 corner, tiri a morire, parate del portiere su Higuain, portiere proprio che poi di più, nonostante che parava, il pallone andava per sotto le gambe e usciva fuori. Ma è una cosa proprio da non credere, da non credere. Ecco, guarda, ai Rubentini erano i gol per fare in semifinale, erano i rigori fuori area e fanno segnare. E a noi erano i gol che stanno in fuori gioco. Ma volimmo fornire o non volimmo fornire? Boh. Poi non ho capito una cosa, io sono deluso, ma non deluso del Napoli, perché il Napoli ha fatto una grande partita, ma sono deluso perché un gol regalato del genere, un metro di fuorigioco, è scandaloso, è scandaloso, è a piangere, è proprio da piangere. Un metro di fuorigioco, ma stiamo scherzando, mi chiamasse la capo in domo. Poi sti rubentini mi scrivono, sti rubentini si c'è merda mi scrivono, avete fatto la figura di merda. Ma siate un po' sportivi, bandi si gelutam, siate un po' sportivi. Avete visto che il secondo tempo abbiamo giocato solo noi? Avete visto che il gol che ha fatto il Dnipro, l'unica azione, era pure un metro di fuorigioco? Ma volete finire i fistrunzi o non volete finire? Mo vi voglio dire un'altra cosa, mi state massacrando di parole e di richieste di amicizia con i rubentini per dire che avete vinto il Real Madrid. Allora io vi dico una cosa, contattatemi mercoledì sera, vi voglio bene e vi voglio far capire, veramente, contattatemi mercoledì sera, ok? Io sto qua. Secondo me mercoledì sera è stato tutto un processo, vuol dire chi? Lo dico. E io comunque me lasciamo stare a merda perché era solo uno sfogo per a merda, perché la miglior considerazione secondo me è proprio l'ignoranza totale, ignorare. Però ritornando di nuovo alla partita, a me non lo so perché sto Benitez si ostina con sto Callejon e mi fa stare tanto tempo, lo fa entrare a Callejon l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 10 minuti. Ma io non lo so, guarda, è una cosa proprio fuori dal normale, non lo so, per quale motivo si ostina con sto Callejon. Ma facciamolo riposare un po', non dico che Callejon non è buono, no, ma facciamolo riposare. Gabbiadini sta in uno stato di forma, facciamolo riposare. Lui in 10 minuti che si può esprimere? Che si può esprimere sempre in 10 minuti? Diamogli possibilità di giocare titolare. Benitez. Comunque io non c'ho niente da dire. Il Napoli ha fatto una grandissima gara, soprattutto il secondo tempo. Una grandissima gara. Vi lascio solo immaginare 14 corner, parate a morire del portiere, a culo su Higuain. Ma che faccio dice? Ci hanno dato un gol di Dnipro che era un metro fuori gioco. Ma che vi devo dire? L'unica cosa che vi devo dire, in Napoli ci sta, là la partita la possiamo fare. Ci ha massacrato sto gol fuori casa, questo è vero, la voglio dire in casa, questo è vero. Ma abbiamo tutte le carte in regola, abbiamo tutte le carte in regola per andare a fare il risultato là di Nipro. Perché per me chi sti qua non sono nessuno, perché non hanno fatto niente. Non hanno fatto niente, abbiamo giocato noi, perciò crediamoci, io ci credo, perché la prima cosa, amo Napoli e ci credo in Napoli,
No, voglio un bacione forte forte e sempre e solo Forza Napoli, sempre, comunque e dovunque, nonostante l'amarezza, perché tutto riesce a munnizza, fa pure ridere. Ciao, voglio un bacione e volevo dire una cosa all'arbitro che manca a farla apposta, si chiama Chito, se mi sbaglio. Chito è morta, così da ci chiamate tu sei un Chito è morta, che si sente a quella bucchina mamma. Ciao, voglio vi saluto perché sto nervoso, troppo nervoso. Ciao belli, un bacio e forza Napoli.